Ecco allora la prima pagina del nostro giornale: sotto accusa il sistema bancario e la Regione per il collasso delle aziende agricole che hanno usufruito di mutui agevolati, la famigerata legge 44. Le banche avrebbero illecitamente riscosso interessi sui mutui e la Regione non si sarebbe adoperata per recuperarne il concorso pubblico di interesse. Di tutto questo si è parlato nel corso di un incontro seguito questa mattina per noi da Giacomo Serrelli. Il problema non è di oggi ed era stato sollevato persino 12 anni fa con interpellanze in Consiglio regionale e interrogazioni in Parlamento, e la consulta dei movimenti lo ha voluto rimarcare in una conferenza stampa a Cagliari. Oggetto il comportamento delle banche, che avrebbero continuato a percepire ogni 6 mesi il concorso interessi da parte della Regione su mutui erogati con la famigerata legge 44 dell'88, poi bocciata dall'Unione Europea, nonostante quei contratti fossero stati revocati. Da qui gli esposti denuncia per una presunta evasione fiscale delle banche sugli utili del capitale, costituito dal concorso pubblico degli interessi sui mutui agevolati, relativi anche alle leggi regionali 11 e 30, indebitamente riscossi dalle banche e pagati dalla Regione. I contadini vogliono pagare i mutui, chi non li ha pagati? Giustamente la banca ha attivato le cose, però ha attivato non dicendo tutta la verità, rivendicando gli interessi pieni che, stando zitte, hanno preso anche per 15 anni dalla Regione. E proprio alla Regione spetterebbe il compito, come ha recentemente comunicato la Commissione Europea agli estensori della denuncia, di recuperare quei compensi che costituirebbero un autentico tesoretto, se si pensa che per la sola legge 44 il debito ammonta a 144 milioni di euro. Vorremmo sapere che fine hanno fatto questi soldi e che vengano restituiti, cioè a tutti i contribuenti. Ma a tutt'oggi nulla si è mosso, al punto che è partita anche una diffida di adempimento al Presidente della Regione perché non si renda responsabile di omissione d'atti d'ufficio. Intanto diverse aziende sono state portate al collasso, messe all'asta, ora si chiede alla magistratura di fare chiarezza sull'operato delle banche. Noi abbiamo documenti dell'avvocatura della Regione che dichiarano che il mutuo, cioè che il contributo in conto interessi è stato pagato anche dopo la revoca, quindi la Regione sapeva di questo, è quello che a noi ci lascia perplessi.